Oggi parliamo di prevenzione dell'ostruzione delle vie aeree. Nei video precedenti abbiamo visto purtroppo che l'ostruzione delle vie aeree è una condizione molto frequente in questa fascia di età. Di conseguenza, nel caso in cui un'ostruzione completa delle vie aeree non dovesse risolversi, purtroppo il lattante perde coscienza e potrebbe andare in arresto cardiorespiratorio. La cosa positiva però è che in questa fascia di età per i lattanti si può fare prevenzione, quindi con delle piccole regole è possibile prevenire l'ostruzione delle vie aeree e quindi anche l'arresto cardiorespiratorio. Le vediamo insieme. Di fatto sono delle regole che ci aiutano a capire come preparare gli alimenti per i nostri piccoli e quali oggetti riconoscere come pericolosi e quindi allontanare dalla portata dei lattanti. Ricordatevi che alcune forme, alcune consistenze e alcune dimensioni sono potenzialmente pericolosi. Infatti, le forme cilindriche, ovvero tutte quelle forme che possono incastrarsi bene a livello delle nostre vie respiratorie, devono essere eliminate. Quindi le forme cilindriche sono quelle più pericolose. La dimensioni più grandi sono più pericolose rispetto a dimensioni più piccole, soprattutto cubetti, che sono meno pericolose, e le consistenze più gommose sono più pericolose, come anche le consistenze più dure sono più pericolose rispetto ad altre consistenze più morbidi e più soffici. Quindi, partendo dagli oggetti, dobbiamo dire che essendo questi sempre rigidi, di solito plastica, materiale plastico, purtroppo devono essere tenuti semplicemente fuori dalla portata dei nostri piccoli. Per esempio, monetine, bottoni, tappi di penne, piuttosto che pile e tutti quegli oggetti che hanno dimensioni cilindriche. Per quanto riguarda gli alimenti, invece, ci sono degli alimenti che devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini e non devono essere dunque somministrati, come per esempio la frutta secca o ancora le caramelle gommose o anche i biscotti secchi, che è meglio non dare ai bambini più piccoli. Mentre poi ci sono degli alimenti per i quali possiamo modificarne forma, consistenza e dimensione, come per esempio le mozzarelle ciliegine sono preferibili da preparare a piccoli cubetti e da somministrare crude, quindi la mozzarella può essere data ai nostri piccoli ma preparata in un certo modo, così come i würstel bolliti e preparati bolliti possono essere somministrati in sicurezza tagliandoli in piccoli pezzettini da circa 1,5 cm di grandezza. Ancora le carote crude, se volete darle ai più piccoli, sarebbe bene prepararle alla julienne, quindi modificandone la forma e non tagliandole sicuramente a rondelle, quindi tutte le forme cilindriche sono pericolose. Ancora pomodorini ciliegini, come anche l'uva, è meglio tagliarla in 4 parti, quindi 4 pezzettini piccoli e non a metà. Da ultimo il prosciutto crudo, sarebbe bene separarlo dalla componente grassa e sfilacciarlo in piccoli pezzetti.